Beh, si tratta di un patrimonio di straordinaria importanza per la conservazione e la gestione della nostra montagna. Una montagna senza alghe sarebbe una montagna abbandonata e quindi non un ambiente naturale ed in equilibrio, bensì un ambiente che troverebbe l'abbandono e il degrado. Dobbiamo quindi sostenere e tutelare chi ancora tenacemente svolge attività nelle nostre malghe. Noi come Regione del Veneto lo facciamo attraverso tutta una serie di misure che vanno a tutelare e anche a risarcire gli eventuali danni da fauna selvatica che i proprietari di malghe subiscono. Solo nell'anno 2021, anzi 2022, abbiamo erogato oltre 320.000 euro di risarcimenti per danni da fauna selvatica in Veneto, gran parte di questi appunto nelle nostre aree montane e pedemontane, e attraverso anche progetti specifici come il progetto Malghen, che vedono la compartecipazione della Regione ad una tutela delle malghe e delle proprie attività con delle attività di controllo, di recinzione, di implementazione di tutte quelle strutture che servono a tutelare il lavoro di chi opera in questi contesti molto delicati. Il nostro obiettivo sostanziale è quello di permettere di guardare con fiducia al futuro a tutti coloro, quegli operatori che direi sono quasi eroici oggi e continuano a permettere alla nostra montagna di essere una montagna vissuta realmente e quindi con una capacità anche di offrire molto da un punto di vista turistico e di sviluppo economico. È un momento di forte valore identitario perché chi partecipa a questi eventi ha la possibilità di confrontarsi, di apprendere buone pratiche, di trasmettere quelle che sono esperienze importantissime. Sottolineo sempre come i nostri cacciatori e i nostri pescatori sono un patrimonio insostituibile per la gestione ittico e venatoria del nostro territorio. Si tratta di persone che in primo luogo si mettono a disposizione anche delle istituzioni della Regione in un'opera di salvaguardia dell'equilibrio ambientale, di gestione della natura e del territorio. Senza di loro molte cose non potrebbero essere realizzate. Pensiamo a tutte le aree dei nostri corsi d'acqua che oggi sono direttamente in gestione delle associazioni di pesca sportiva, pensiamo al ruolo insostituibile dei cacciatori attraverso quelle che sono le norme previste dal piano faunistico nazionale appunto per la gestione, il controllo, la prevenzione del bracconaggio di tutta quella che è la nostra fauna venatoria. Quindi per noi l'alleanza istituzione regione, cacciatori e pescatori è un patrimonio imprescindibile.